Una città che guarda le stelle ma con i piedi ben piantati nella cultura. Belluno si prepara a vivere l'estate con la nuova edizione de Il cielo sopra Belluno, la rassegna di Tib Teatro che unisce musica, parole e visioni nel segno della condivisione e della bellezza. È una rassegna culturale, ma culturale a 360 gradi, sia dal punto di vista enogastronomico, ma anche proprio da un punto di vista musicale, è un ibrido. È una serata che inizia alle 19:30 di sera, dove si può fare un aperitivo al tramonto, dove si possono gustare dei prodotti locali, successivamente alle 21 gli spettacoli e dalle 22:30 la musica. Kamikaze di Giulio Santolini, produzione La Corte Ospitale, l'anteprima nazionale che aprirà la quinta edizione della rassegna estiva il 20 giugno alla Casa delle Arti Spazio Ex, il 4 luglio sul palco Nicolò Fettarappa e Nicola Borghesi con uno spettacolo italiano e a seguire Ghost Track, produzione Qui e Ora, residenza teatrale Tib Teatro. L'11 luglio la scena sarà per Luca Radaelli che torna al cielo con L'Ottavano così come si gioca. Il 18 luglio la chiusura sarà affidata allo spettacolo dell'artista bellunese Mattia Cason e di Alessandro Conte Sui sentieri per l'Europa. Gli spettacoli che sono stati scelti per questa edizione sono, diciamo, degli spettacoli politici nel senso più bello del termine, cioè che riguardano la polis. Sono degli spettacoli che non faranno stare il pubblico seduto, nel senso che sono spettacoli che stimolano un pensiero, che a volte provocano con ironia, con divertimento, ma anche con delle riflessioni profonde. Al pubblico la possibilità di approfondire dopo gli spettacoli con gli artisti in modo informale, sorseggiando un drink e ascoltando musica e live set. Una proposta culturale all'insegna della contaminazione fra linguaggi diversi, resa possibile dall'incontro fra qualità artistica, attenzione al territorio e apertura verso le nuove forme dell'arte performativa.